Assalto in una villa sabato pomeriggio intorno alle 18. Tre malviventi con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione in un'abitazione in via Caduti delle Foibe, vicino Contrada Giardinello, in una zona isolata, e hanno legato il proprietario di 63 anni. In casa erano presenti anche la moglie di 61 anni e il figlio minorenne. I ladri hanno portato via 150 euro e il furgone parcheggiato all'interno del piazzale della villa. Il mezzo è stato già rinvenuto stamattina a Comiso. La polizia scientifica sta effettuando i rilievi nel furgone alla ricerca di tracce di DNA e di elementi utili per risalire all'identità dei malviventi. Le tre vittime sotto shock sono già state sentite dalla polizia di Comiso e hanno fornito alcune indicazioni sull'esatta dinamica ed elementi che potrebbero risultare determinanti per ricostruire l'identikit dei balordi. Gli agenti stanno anche continuando a lavorare sulla rapina perpetrata sempre da tre balordi con il volto travisato, che hanno rubato più di 3.000 euro alla Banca Agricola Popolare a Pedalino, frazione di Comiso, venerdì. Il quarto uomo, il palo, li ha tesi in auto per agevolare la fuga. Di loro neanche l'ombra. A Comiso, nel giro di 2 giorni, è stato seminato il terrore, soprattutto per le modalità con le quali sono state perpetrate le 2 rapine. In banca i 3 ladri sono entrati minacciando con un taglierino e nella villa, sempre in 3, hanno legato il proprietario. Tocca alla polizia adesso rassicurare la cittadina e consegnare alla giustizia i malviventi.